star solo per cambiare l'aria e i miei pensieri. Non ho più l'età del primo volo, ma mi sento sempre nato ieri. Io non devo dire sì a nessuno, il mio cuore è di tutti un po'. Se ogni tanto la vita è un tuono, forse un cataclisma o forse no, ma potresti ogni tanto dirmi che mi ami anche se lo so. Anche quando mi rilasso al mare, faccio sogni che mi fanno svegliare. Io scherzavo e tu ti sei offesa. Scusa amore, mille volte scusa, perché tu sei la mia giustizia e hai ragione anche se non ce l'hai. Questo amore è un Dio che mi vizia, ieri, oggi e da domani in poi. Meglio fare un incidente al giorno che pentirsi per l'eternità. Ieri, oggi e per sempre dichiariamoci vivi, colorando le ombre, maltrattando i cattivi. Di azzurra corrente il mare, la valanga di un anno fa. Ci dobbiamo fidare, ieri, oggi e per sempre. Raccontiamo questa bella storia a chi naviga nel suo bicchiere e a chi recita poesia a memoria. Digli com'è bello improvvisare. I bambini fra lupi e stelle hanno in tasca la verità. Quando i vecchi hanno voglia di ballare, fan miracoli in acrobazia. Ogni tanto voglia di star solo per tornare a risentirti mia. Ieri, oggi e per sempre dichiariamoci vivi, colorando le ombre, maltrattando i cattivi. E azzurra corrente il mare, la valanga di un anno fa. Ci dobbiamo fidare, ieri, oggi e per sempre. Buonasera e benvenuti, Casa Piretti in diretta, ieri, oggi e per sempre. Vabbè, ieri sì, oggi di sicuro, per sempre non lo so e non lo saprò mai, lo scopriremo soltanto vivendo. Buon lavoro Paolino in regia, 348 80 40 254 il numero per messaggi, quindi fotografie, richieste, saluti. A me saluti tra un po' a Martina che ci ha preparato, raga, una scaletta, un bacio di serata sarà Casa Piretti, avrà dei brani con la base e poi si esibirà in un media pianoforte da non perdere. Giocheremo nel secondo tempo, quindi facciamo un riassunto di ciò che succederà
Fra mezz'oretta circa. Paolino, fammi vedere i premi di Casa Peretti, partendo dal cappellino per arrivare alla maglietta, il buono carburante, il buono formaggi e il buono ristorante. Come fare per aggiudicarsi uno di questi 5 premi? Basta telefonare durante il secondo tempo al 378 4080 506. Rimettimi in onda, Paolo, per favore, grazie. 378 4080 506. Provare a indovinare la canzone e scegliere la busta vincente. Si giocherà nel secondo tempo. A proposito di richieste, il prossimo brano lo devo dedicare a un nostro amico Omar di Casale Monferrato, che sono 15 o 20 giorni che mi richiede questo pezzo. Non sono mai riuscito a incastrarlo nelle varie scalette e questa sera è tutto per te. Firenze, Santa Maria Novella. Firenze. Le luci spente delle 2 di notte, passa un barbone con le scarpe rotte. La notte qui non è come a Milano, ma sempre pieno di casino. Tra quasi un'ora arriva la nazione, un ferroviere fischia una canzone, una signora senza suo marito, la guardo bene, solo un travestito. Firenze, Santa Maria Novella, sogna, povera ancora chi vergogna, sembra lo specchio della sua città. Come fa? Firenze, Santa Maria Novella, almeno mi fa sentire un po' sereno e il portafoglio non mi ruberà. I primi pendolari la mattina, quest'anno è forte la tua Fiorentina, la colazione con i bomboloni, guai a chi parla male d'Antonioni. Raggio di sole, arriva il nuovo giorno, gente che va giurandoti un ritorno, perché a Firenze sulla mia parola non vedi niente in una volta sola. Firenze, Santa Maria Novella, è festa per lui che va, per lei che resta, per un amore che ritornerà. Firenze, Santa Maria Novella, scusa, spero di farti una sorpresa quando la mia canzone sentirai. E chi lo sa se sentire un po' sereno, mi ruberà. Ancora un giro. Firenze, Santa Maria Novella, è festa per lui che va, per lei che resta, per un amore che ritornerà. E chi lo sa se Martina è già stata a Firenze. Ciao Martina, buonasera. Buonasera. Sì, sai che ci sono stata. Sei stata a Firenze? 2 volte. Ma con la scuola? O... No, in vacanza. In vacanza, perché se si parla in vacanza senza la C. No, ci stanno, è toscano. Sì, La vacanza a Firenze. Ogni tanto esce fuori. No, sono stata una volta a Capodanno e una volta con la mia migliore amica. Siete mai stati a Firenze, amici a casa? Beh, fatecelo sentire al 34880 40 254 con tanto di richieste. Mi raccomando, non lasciateci da soli, fateci sentire la vostra presenza. Visto che ho iniziato molto soft, il primo brano di Roby Facchinetti in un album in singola, ieri, oggi e per sempre, adesso Pupo, un altro pezzo, dammi una mano a fai e did sì, al ritmo. Mi serve ritmo, dammi una mano, dammi una mano. Facciamo Annalisa. Facciamo Annalisa, dai, maschio, eccola qui.
Faccio il diavolo per te, vado al massimo per te, io mi illumino per te, anche quando non mi baci per orgoglio, posso farlo io per te, vado in terapia per te, scaglio io la prima pietra, mi rovino la carriera, presa da una furia cieca per calmarmi, sto svuotando il portafoglio, io mi indebito per te, ma te lo giuro su Maria, l'amore cieco è una teoria, non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange, se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti pervertita, o peggio fai tu, ma perdona i miei peccati, come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre, se fossi un maschio io mi venderei per tutto, per zero, mi venderei per finta e davvero io mi venderei solo col pensiero, solo per lei, solo per lei. Ma che succede la notte? Ma che succede la notte? L'orologio si mette a correre come me nella bufera per seguire una chimera, invertire Adamo ed Eva, fare a botte anche se non c'è bisogno, spacco il tavolo per te, ma te lo giuro su Maria, l'amore cieco è una teoria, non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange, se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti pervertita, o peggio fai tu, ma perdona i miei peccati, come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre, se fossi un maschio io mi venderei per tutto, per zero, mi venderei per finta e davvero io mi venderei solo col pensiero, solo per lei, solo per lei. Martina per voi! Ma che succede la notte? Ma che succede la notte? Ma te lo giuro su Maria, l'amore cieco è una teoria, non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange, se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti pervertita, o peggio fai tu, ma perdona i miei peccati, come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre, se fossi un maschio io mi venderei per tutto, per zero, mi venderei per finta e davvero io mi venderei solo col pensiero, solo per lei, solo per lei. Brava! Abbiamo portato Che un po' di bella! ritmo, via, Brava, brava, brava. Mi sono dimenticato di dire una cosa importantissima per quanto riguarda il nostro super giochino, che chi ha già vinto uno dei 5 premi presenti in quel tabellone non può più partecipare, anche perché abbiamo avuto, come ho detto ieri, mail, messaggi, piccioni viaggiatori, no? Da tutto il Piemonte che arrivavano a Rete 7 con il messaggino: vogliamo giocare anche noi, lasciateci spazio. E quindi, amici, poi quando cambieremo uno solo dei 5 premi, riapriremo di nuovo il gioco a tutti. D'altra parte è giusto così, giusto, no? è Cerchiamo di accontentare sempre tutti. Un'altra cosa che devo dire, ultimamente con il fatto del gioco non riusciamo più a leggere tutti i messaggi, quindi mandateli subito, non mandate i messaggi alle 20:40, 20:45 e poi si Se no non lamentano. riusciamo a leggerli. Esatto, perché altrimenti noi abbiamo dei tempi tecnici dovuti al fatto che siamo rigorosamente in diretta. Sono le 20:17, passiamo, solo a Casapere succede questo, passiamo da Annalisa ai Nomadi, cioè No, ma questa è un tipo la mia lasso di... playlist su Spotify. Ah sì? Questa è Cioè tu totalmente- passi anche quando sei in Sì, macchina sì, tranquilla, sì, sì, Annalisa, sì, Nomadi, sì. cioè un lasso temporale di 50-60 Esatto, anni senza nessun un nesso problema. logico apparente. E questo è il bello della musica, e questo è il bello di Casa Piretti. Io voglio vivere!
Forse scorre dentro il silenzio il senso, il profilo della vita è tra le cose. Neanche il buio serve ad immaginare la ragione che ci invita a provare. So che può far bene anche gridare per riscattare l'anima dal torpore. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare, io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Libero l'istinto, ciò che mi sostiene, emozione nuova senza nome, la ragione che ci invita a continuare. Per questo problema non ho soluzione, io mi sento vittima e carceriere. So che ad ingannarmi non è l'amore, perché voglio amare, io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Oltre la coscienza, il senso della vita sta in mezzo a mille note o forse più. Non servirà a capire, semplicemente amare qualsiasi cosa che ti dà di più. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Io voglio vivere, ma sulla pelle mia. Io voglio amare, farmi male, voglio morire di te. Alla voce per voi Martina, io voglio vivere. Bello, un gran bel brano dei Nomadi, devo dire. Aspetta che siamo andati un po' fuori fuoco, torniamo a fuoco e ci siamo. 348 80 40 254 per le vostre dediche, i vostri messaggi, fotografie Senti, il prossimo brano però prossimo brano, perché ormai la puntata precedente dove c'eri tu è nata una sorta di Beautiful, no? Esatto. Vogliamo capire di più, vogliamo capire tu di questa situazione sentimentale, perché dall'altra parte lui c'è, non c'è, tu lo vuoi, lui non ti vuoi, io non ho ancora capito niente. In 15 giorni questa situazione si è stabilizzata o è sempre peggio? Assolutamente no, sono 3 anni che non si stabilizza, figurati se si stabilizza. Però ne abbiamo parlato in televisione, non è, quindi allora se non possiamo parlare di questo, parliamo di una cosa che ultimamente in televisione non si sente, parliamo di Garlasco. No, non se ne può più, ragazzi. No, oggi ti giuro, mi sono riposato 10 minuti, ho fatto la doccia, ho acceso la TV. Garlasco. Oh, raga, ma c'è anche, posso fare un appello? Possiamo parlare anche di altro in televisione? Non se ne può Ultimamente anche il matrimonio di Dua Lipa.
Ah, Dua Lipa. Ah, Dua non ho Lipa, sentito. che Si è sposata? ha smontato mezza Palermo per, Ah, sì? sì, per beh. sposarsi. Ah, E ok. quindi tipo ha fatto un sacco di disastri. Cioè Di non disastri. disastri, lui, hanno fatto Disagi disagi per la disastri popolazione. proprio, Anche la disastri? popolazione ha fatto. Ah, sì? Proprio sì, perché dicono che ha immobilizzato tutta Palermo e dintorni. Anch'io quando mi sposerò immobilizzerò mezza Tutta Luserna. Mezza Luserna, solo Luserna Alta. Credi ma non sai cosa è veramente importante. Tu sei sicuro che sicuro, ma ci pensi sempre. Ma lasciati andare, segui il tuo cuore arrivando alle stelle, prova a prendere quelle, nessuna è più bella di me, e non dirmi ti amo anche tu, dammi soltanto il tuo cuore e niente di più. Credi ma non sai che a me non me ne frega niente. Tu credi che oramai io sia la tua ragazza sempre. Ma lasciati andare, segui il tuo cuore arrivando alle stelle, prova a prendere quelle, nessuna è più bella di me, e non dirmi ti amo anche tu, dammi soltanto il tuo cuore e niente di più. Segui il tuo cuore, vedrai che allora è tutto chiaro, e vedrai così lontano. Lasciati andare e vedrai che è tutto vero, capirai cosa dicevo. Lasciati andare con me. Cosa veramente grande. Credi che oramai io sia la tua ragazza sempre, la tua ragazza sempre. Ma lei segui il tuo cuore arrivando alle stelle, prova a prendere quelle, nessuna è più bella di me, e non dirmi ti amo anche tu, lascia soltanto il tuo cuore e vai ancora più su, più su. Ancora più su, ancora più su. Brava, bravissima! Ma adesso ciò che di te mi fa impazzire ancora di più del solito, perché io lo sai che ho un debole per te, soprattutto quando ti
siedi vicino al mio Al pianoforte, pianoforte. quando posi le tue mani sui miei tasti e lo fai suonare. Quindi accomodati Martina, prenditi il tempo necessario per sgranchirti, si dice così, le dita, si tira tutti i cavi, qua ci sono dei cavi che vanno a destra, dei cavi che vanno a sinistra, è normale. Un medley al pianoforte molto bello, si tratta di, il primo pezzo spacca cuore, ma il secondo pezzo non ve lo dico perché entrerà così a surprise. Quando vuoi Martina, vai pure. Spengo la TV e la farfalla appesa cade giù. Succede anche a me, è uno dei miei limiti. Io per un niente vado giù. Se ci penso mi dai brividi, me lo dicevi anche tu, dicevi tu. Ti ho mandato via, sento l'odore della città, non faccio niente, resto chiusa qua. Ecco un altro dei miei limiti, io non sapevo dirti che solo a pensarti mi dai brividi, anche una stronza come me, come me. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare. L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore. Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui. So chi sono io, anche se non ho letto Freud. So come sono fatta io, ma non riesco a sciogliermi, ed è per questo che son qui. E tu lontana dei chilometri, che dormirai con chissà chi, adesso lì, con chissà chi. Ma non pensarmi più, ti ho detto di mirare. L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore. Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara amore. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? È proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri, mi dici tu chi ti perdonerà di esserti dimenticata ieri, quando bastava stringersi di più, parlare un po'. Bravissima. Campo abbiamo avuto qui. Voleva venirti a sentire suonare dal vivo, quindi fantastico. Ragazzi, io, Blasone e Martina vi aspettiamo nel secondo tempo. Inizieremo subito a giocare insieme fra 2 minuti e mezzo, giusto? Ha detto di sì. Pubblicità.
Bentornati in questa seconda parte dove protagonisti siete voi, le canzoni e queste 10 buste contenenti ben i 5 premi alle mie spalle. Apro le telefonate in questo momento. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Ciao! Ciao, chi sei? Ciao Enrico, sono Omar da Casale. Ciao Omar da Casale, benvenuto. Omar, devo solo farti una domanda importante, tu non hai mai vinto, vero, con questo tabellone? No, non ho mai vinto, è la prima volta che ti chiamo. Ma che meraviglia, grazie, sono molto contento di questo. Ti piace Casa Peiretti? Sì, mi piace tantissimo, guarda. Oh, grazie. E ti ringrazio per la canzone. Grazie a te per averci richiesto questo capolavoro di Pupo. E allora, visto che ti piace Casa Peiretti, il regolamento lo sai, puoi decidere di indovinare il brano con 5, avere 2 scelte, oppure con 15, ma una scelta sola. Dimmi un po', Omar. Facciamo 15. Facciamo 15 secondi per il nostro Omar da Casale Monferrato. Questi sono i tuoi 15 secondi. Occhio, eccolo qua. Pensiero dei Pooh. Sì, beh, famosi, stavo per dirti. Sì, chi è che esulta lì dietro? Chi è che esulta? Chi è che... La mia compagna, Come- Rossana. Ciao Rossana, ciao! Bravi, stavo per dirlo che questa sera sono stato molto gentile con i nostri amici a casa. Ora E capiamo quindi quale di 1, questi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual è la tua busta di questa sera? Vai Omar. 5. La 5, No, è qui. La 5 per Omar da Casale. Oh. Posso... Da 5. Allora, Omar, ti faccio una domanda. Di questi 5 premi, quale vorresti? La t-shirt, la maglietta. La maglietta? Signore e signori, la maglietta di Casa Peiretti sembra... Se l'è chiamata, Bravo! Hai vinto la maglietta, Omar! Grazie. Ma grazie a voi! Ma che bello iniziare il gioco così! Che bello! È stata Rossana a dirmi il numero. Brava Rossana! Brava e ancora brava! Grazie per aver giocato con noi. Mi raccomando, è un messaggino importante, a questo numero. Paolo, ho bisogno del numero in onda. Ho proprio bisogno perché... Proprio sul numero che sto chiamando adesso. Non sul numero della telefonata, ma sul numero dei messaggi. Questo qui. Ah, ok, va bene, va benissimo. Grazie Omar, ciao! Ciao Rossana, ciao ragazzi, grazie, ciao! Ok, grazie a voi. Ciao! Abbiamo iniziato il gioco alla grande, Martina! Pallettoni proprio. Ah, maglietta serie data, non ritorna più! No, quello era... No, quella non mi sembrava una maglietta. Era una... Sempre ok. con la M però era. Esatto, era Marco. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Sabrina da Torino. Ciao Sabrina da Ciao. Torino! Sei pronta a giocare Ciao. con noi? Con 5 o con 15 secondi provi a indovinare il brano? Con 15. Con 15 hai fatto bene, secondo me è un'ottima scelta sul prossimo brano. E quindi sono questi i tuoi 15 secondi. Eccoli! È un giro di pianoforte inconfondibile, amica mia, inconfondibile. Qual è il brano? È difficile, mi sembrano una canzone dei Beatles. No, non è dei Beatles, ma italiana? Eh? Non riesco, non mi viene. Grazie per aver giocato con noi, un abbraccio fortissimo. Ciao. Anche a te, ciao Valentina, ciao. Ciao. Pensa, Martina, Questa anche era abbastanza... è una delle canzoni più ascoltate, cantate. no, più ascoltate quando uno fa la maturità. Perché questo è proprio la notte sì. prima di dare l'esame. Allora uno Esatto. ascolta random questo Questa brano. canzone, Random, sì. esatto. Pronto, chi sei da dove? Ciao Enrico, sono Eleonora da Carmagnola. Ciao Eleonora da Ciao. Carmagnola.
Ciao, la tua ospite ovviamente, che Ciao. bellissima. È straordinaria, Molto, un molto. talento. Poi quando va al pianoforte, io Ora posso dire, tu certo, sei bellissimo. ridillo, Tu sei stupendo. ancora. Va bene. Scherzo, Vabbè, scherzo, io sono scherzo. una donna e guardo te. I maschietti guarderanno le donne. È giusto che sia così. Vero? Adesso Quanto sei bello, ma noi. 5 Vabbè. o 15 No, secondi. 15 Enrico, non esageriamo, 15. 15, questi sono i tuoi Sì. 15, eccoli. Sì. Adesso tu di Eros Ramazzotti, il mitico. Subito così ne bastavano Bastavano 3. Sì, è il mio grande Eros Ramazzotti, Ne assolutamente. bastavano 3 e Ma in invece questi casi cosa si fa, visto che l'hai scelto 15? Però l'ha ormai, scelta ormai hai in- già scelto Ah, ok. 15 e quindi Ti è hai venuto- una sola possibilità, ma a volte Mannaggia, vado a sapere se il mio grandissimo Eros Ramazzotti mi porta fortuna. È il mitico. 1 2 Oltre 3 Renato Zero. 1 2 3 4 6 7 8 10. Allora, 9, 10. senti, il 3 è per le mie bambine, perché le mie gemelle, come tu sai, sono nate il 12 di marzo, quindi il 3, È il 3. le mie stupende ragazze. Lo sai che nella vita però non sempre Vabbè, la io c'è fortuna, tutto ciò che arriva. perché tu Ma io a te il 3 posso aver conosciuto te è la più grande fortuna del mondo, figurati. A te il 3 ha già portato fortuna in altre Sì. circostanze, non questa sera Mai. purtroppo perché c'è la faccina rossa. Figurati. Figurati. È arrivata. Pazienza. Grazie per aver Pazienza. giocato con noi, un abbraccio fortissimo. Sei un grande Enrico, ciao. Non è giusto però, te lo dico, Che cosa? Che cosa? Che io ho la faccina rossa, Eh, È una volta che era azzeccata, voglio dire. Se rischiavi Sei con un 5 grande. avevi 2 possibilità. Lo Grazie. so, mai più pensavo che era Eros, il mio grande amore. Grazie. Ciao. 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 Ciao, oltre a buona te, serata. ovviamente. Grazie, Ciao, un ciao, abbraccio ciao. fortissimo, Ciao. vi vogliamo bene. Ciao. Vedi, a volte uno rischia con 5, poi la indovini subito, potevi bypassare la faccina E rossa. invece, bisogna rischiare un po' nella vita. Vediamo cosa deciderà il prossimo concorrente. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Buonasera Enrico, Buonasera, chi sei e da dove? e so sempre io, Michele Di Nichelino. Michele Di Nichelino, che non hai ancora vinto con questo tabellone, giusto? No, ho vinto mia sorella però, la spilletta. La spilletta che non c'è più. Allora, quindi hai diritto di giocare. Puoi giocare vuoi decidere di indovinarla con 5 o con 15? 15. Allora devi solo abbassare a 0 il volume della TV, Abbassa un po'. altrimenti ho un Sì, ritorno. ok. Questi sono i tuoi 15 secondi. Forza amico mio, Basta. eccoli. Ecco, anche qualcosa in più, Ah, perché ero preso dal brano. Na, 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 na. Pronto? Il è titolo? difficile. No, non è difficile. No. Niente? Non hai idea? Gamaliele, ma no. Non è Sergio Camariere. Grazie per aver giocato con noi, un abbraccio vabbè, dai, fortissimo. pazienza. A domani Ciao, sera, ciao. noi siamo qui. Ciao. Ciao. Una- Questo devo dirti, Martina, che è una delle canzoni che propongo 2 o 3 volte a settimana. Pure l'intro di questo brano di Anna Oxa, e sto aiutando ancora di più, è inconfondibile. Ma ci sono quei momenti in cui Quanti ricordi non ti dentro vengono te? i testi. Del viaggio della vita. Sti titoli, perché I titoli, certo. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, Ciao. Ciao. da Volvera. Da Volvera non ho capito il nome però. Giancarla. Ciao Giancarla da Volvera. Questi 5 o 15? 5 o 15? 5 secondi o 15? 15. Allora fai molta attenzione, ma si può fare. Questi sono i tuoi 15 secondi. Eccoli. Qual è il titolo?
Vecchio frac. Sì! Vecchio frac! Brava! 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Sono fuori una maglietta, però è già fuori anche una faccina rossa e quindi hai il 50% di possibilità di portarti a casa un premio. Vai! Ok, facciamo il 7. Facciamo il 7. Facciamo la busta numero 7 a Volvera. È presente un nostro sponsor che si chiama Fattorie Tobia e tu hai vinto 20 euro da andare a spendere presso le Fattorie Wow. Tobia. Brava! Grazie. Brava, grazie. e ancora brava! Grazie, ciao a tutti. Aspetta, Buona serata. importantissimo, un messaggino al 34880 40 254 col nome e cognome e cosa hai vinto a questo Sì, numero della grazie. diretta, ok? Sì, grazie. A te, ciao, buona serata, ciao, grazie, ciao. Ciao. Che ore sono, Paolino? 20:45, dai, abbiamo ancora tempo per l'ultima telefonata, vediamo un po', eccola. Pronto, chi sei e da dove? Buonasera Enrico, buonasera Martina, sono Massimo Carmagnola. Buonasera Massimo, Buonasera a voi. buonasera. 5 o 15? 15 o 5? Ovviamente. Va bene, e questi sono per te, vamos! Il titolo, Massimo! Il titolo! No, non mi no, viene, la no, conosco, ma no, non mi viene il titolo. non ci credo. Ma non è, no, mio piccolo grande amore, no. No, non è già stato detto ieri su questa canzone Piccolo Ah. Grande Amore e tu hai ascoltato la puntata di ieri e tu hai sbagliato questa di oggi e tu magari chiamerai domani. Va bene. Ok, Grazie. Ciao. Ciao. E il titolo era non possiamo dirlo, ma l'ho detto ben tre volte. Ci fermiamo qui. Tornerà il nostro giochino domani sera, mi raccomando, puntuali dalle 20 alle 20:30 si canta e poi si gioca insieme. Ma Casa Peretti non finisce qui, sono le 20:47 e torniamo in onda con tutti i vostri messaggi. A dopo. Bentornati Peirettini, io e Martina eravamo già qui che ci facciamo trasportare dalla colonna sonora che chiude tutti i miei concerti quest'estate, questa musica sui migliori anni della nostra vita di Renato Zero. E adesso però tutti i vostri messaggi, ma prima voglio ricordarvi che domani sera qui con me torna la voce e l'eleganza di Claudio, giovedì Amedeo, venerdì la zia Marto, Alessia, non mi ricordo più, una delle due verrà. E anche stasera sono sul 13 per cantare con voi, Silvia da Montalciata, e questa è una bella idea, dillo in giro Montalciata, cosa fai dalle 20 alle 21, vai! Ciao amici, siete il top. Dani Al. Troppo Sempre buona, lui, grazie. troppo buona, Lui, lei. grazie Dani. Daniela d'Alessandria. Buonasera Enrico e Martina, sempre sorridenti e allegri. In questo caso è bello che siate contagiosi. Un affettuoso saluto da Stefania da Rondessone. Grazie. Stefania. Cerchiamo di portare ciò che siamo, né più né di meno, ma siamo veri, nel bene e nel male. Buonasera a tutta Casa Peretti ed Enrico, vorrei ascoltare la canzone Rossetto e Caffè di Salda Vinci da Andrea di Borgomanero, l'abbiamo fatta semplicemente soltanto l'altra settimana, quindi la mettiamo in programma ma fra un paio di settimane. Grazie Andrea, grazie. Ciao Enrico, mi puoi cantare? Non so più parlare. Mi puoi cantare Lisa dagli occhi blu di Mario Tessuto? Ecco, questo è o un Marco brano che non faccio da mesi e mesi e potrebbe essere l'inizio, di domani sera, quindi restate sempre collegati sulle onde sonore di Casa Peretti. Brava Martina, ciao Enrico da Elena. Brava Martina e ciao Elena. Ciao. Ciao Enrico e Martina, complimenti, spero davvero che Casa Peretti ci sarà per sempre. Vorrei ascoltare la canzone Come Mai, grazie Alessio di Monbaruzzo. Beh, è un brano che Claudio fa volentieri, dobbiamo solo calcolare quanto è stata fatta di recente. Vediamo, potrebbe essere una canzone in scaletta domani sera, grazie per averla richiesta.
Ciao, volevamo fare un enorme complimenti a Marica che affronterà la maturità con voti splendidi. Sei il nostro orgoglio. Cinzia Diego da Rivoli. Ciao Cinzia, ciao Diego e in bocca al lupo a Marica. Bocca al lupo. Forza Marica, facci sapere com'è andata. Ma la danno ancora la pagella o ti dicono solo il risultato? A me l'avevano data la pagella. Allora vogliamo poi la foto. La Esatto. foto con tutti i voti e magari anche una foto nel mentre. Esatto. Ciao Casaperetti, buona serata, sempre bravissimi e complimenti a Martina con la sua bravura. Michela da Torino. Grazie, Vero. buonasera. Allora, mi scrive: non si riesce mai a prendere la linea, le canzoni sono sempre le stesse e le so tutte. Allora devi impegnarti di più a prendere la linea, perché riescono in tanti a prendere la linea. È logico che abbiamo uno spazio temporale di 15-20 minuti e siete in 300 a chiamare, quindi bisogna sempre chiamare appena finisce, anche durante la chiamata, durante la telefonata che ho già un concorrente, voi continuate a chiamare, prima o poi la linea la prendete. Le canzoni non sono sempre le stesse, che quelle non indovinate tornano la puntata successiva per aiutarvi ancora di più. Provaci. Andiamo avanti, Paolino! Presenti sempre, viva Casaperetti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Ciao Giovanni, ciao Silvia, grazie! Ciao Enrico da Marcus, se mi metti la notte dei Modà. È un pezzo che ho fatto io. L'ha fatto un lei po' di tempo fa, ma possiamo rifarlo quando sei di nuovo qui fra 5 giorni. Fra 5 giorni e quindi la facciamo quando c'è di nuovo Martina. Buonasera a tutta Casaperetti, un saluto particolare alla bravissima Martina che ha cantato maschio veramente bene. Alessandra e Corrado da Savigliano. Ciao. Questa sera ti sei superata, Martina. Anche al pianoforte, no? Perché sai che io per te ancora bravissima Martina, una voce bellissima. Valeria e Dario da Alessandria. Ciao Valerio, ciao Dario. Ciao, bellissima la canzone Santa Maria Novella richiesta da Omar, mio concittadino. Sabato 6 ho festeggiato 60 anni, mi fate gli auguri, grazie, un abbraccio a tutti. Ma noi ti facciamo gli auguri, ma non ti sei firmato, quindi auguri anonimo sessantenne. Anonimo sessantenne, auguri. Ciao Enrico, ciao Martina, complimenti ad entrambi, chiunque tu sia. Merci beaucoup, grazie. Leggi tu. Ciao che Enrico, ciao Martina, finalmente sono le 20, come sempre viva Casaperetti. Sì, sono già stata a Firenze, direi una chicca del nostro paese. Adoro la Fiorentina, ma quella da mangiare, non la squadra di calcio. Bravo, giusto. Grazie Ciao, Roby 75. 75. A proposito di calcio, ricordo che alle 21:30 c'è una trasmissione molto bella su Rete 7, la partita, giusto Paolo? Se mi scrivi 2 righe così lo racconto anche. C'è la partita vecchie glorie del Torino, quindi una cosa figa. Martina riempie Casaperetti di allegria, bentornata con noi, un bacione Enrico, lo dice Sonia. Grazie. Ciao, Sonia, Sonia, grazie. Nel frattempo la regia sta scrivendo, così posso introdurre ciò che succederà alle 21:30. Ciao Enrico, ciao Martina, bravi come sempre. Mi fai ascoltare un'altra te di Eros Ramazzotti? Grazie, buona serata. Ciao da Alessandro e Torino. Va bene? Potrebbe già essere domani sera. Un'altra te, dove la trovo? Bella, mi piace. Bravo. Dedicala alla mia mamma e al mio papà poi. Sì, è la loro canzone. Vai. Buonasera a tutti, un saluto allo staff di Casaperetti e alla splendida Martina da Daniele da Alessandria. Ciao Daniele, Ciao, grazie Daniele. Che prima mi ha scritto e mi fa: i nomadi li cantavi da piccola. Ah, è lui? No, è mio fratello. 20 anni dopo li ricantiamo. Martina, stupenda. Buona serata Casaperetti, a tutti i perettini, Titti e Giovanni. Ciao Titti, ciao Giovanni, grazie. Bigia, in attesa di Casaperetti, puro relax, un abbraccio. Ciao Bigia. Ciao. Che nome anche strano, Bigia. La prima volta che sento il nome Bigia. Mi piace. Ciao Enrico, ciao Martina, complimenti, bella esibizione coi brani fatti al pianoforte. Amedeo. Grazie Amedeo. Grazie. Ciao Enrico, che bello il micio, amore di gatto. Saluti a tutti voi bravissimi. Rossana di Casale Monferrato. Ciao Rossana. Ciao. Grazie Rossana, il mio micione. Ciao Enrico e ciao Martina, è stato bellissimo vedere Blasone.
Una grande carezza al dolcissimo Pelosetto. Da parte mia, buona serata a tutti voi. Maria da Torino. Ciao Maria! Ciao. Adesso Dopo gli portiamo una coccola. ho di nuovo scritturato Brasone, ho detto vieni più sovente perché mi fa Mao e quindi ho detto buonasera Casaperetti, sempre meravigliosi, ci fai passare una bellissima ora insieme, il gioco è stata veramente un'ottima idea. Grazie Luciano di Brandizzo, grazie. Ma sì, per alternare un po'. Non sono riuscito a prendere la linea ma vorrei ascoltare per favore, questo lo leggi tu perché per me è complicato. True the Burkees degli Spandau Ballet. È possibile, dedicata a tutti gli amanti anni 80 e i Rewind Acoustic, il mio gruppo. Francesco di Aosta, è complicato per me tutto questo, però magari tra domani e dopodomani c'è qualcuno che la sa e te la mettiamo in programma ben volentieri. Quest'anno e l'anno prossimo. No, domani potrebbe essere. Ciao Francesco, ciao Aosta, ciao da Mauro d'Alessandro per ascoltare in stadio. Un bacio con il vento, la impariamo questa. Metteremo anche, che bello tutte queste richieste ragazzi, che meraviglia. Ciao ragazzi, mi fate una di Nigiotti per il mio amore Ramona, grazie da Roberto. Niente, su Nigiotti è caduta l'asta. La metteremo in programma per il tuo amore Roberto, siete i miei idole. Ieri è il mio compleanno, ho compiuto 21 anni, un bacio da Giulia da Venaria Reale. Auguri Giulia, auguri. 21. Quasi la metà dei miei anni. Più tardi alle 21:30 la partita della leggenda Vecchie Glorie del Toro contro Amici e Artisti Granata in campo per raccogliere fondi per il Museo del Toro. Quindi amici, restate sintonizzati su Rete 7 perché ci sarà una bella partita, avrete modo di rivedere i vostri idoli di una volta, magari con qualche eruga in più. Magari con le gambe che non vanno proprio più e non vanno proprio più come una volta, ma quando uno gioca bene a pallone il tocco c'è sempre, Esatto, il controllo, il tiro, quindi quelle sono le cose che rimangono. la telecronaca sarà del nostro Matteo Miglietta e Danilo Gobetto alle 21:30 a bordo campo Beppe Rasolo, quindi è un evento curato in toto da Rete 7. Che dire, io non vedo l'ora che siano le 21:30 per continuare ad ascoltare e vedere la nostra Rete 7. Grazie Martina! Sì. Grazie a te Enrico. Grazie Paolino! sempre. No, è sempre un piacere averti accanto, io lo dico sempre, che con Martina sono sereno perché questo tuo sorriso entra dentro la telecamera, viaggia in tutti i cavi possibili nel mondo e esplode nelle loro cucine, nei loro salotti. Saluti dal gatto Goku, il suo da Verbagna, siete favolosi, grazie mille per la compagnia, un abbraccio, ciao Goku! E con la foto di Goku noi vi salutiamo, ci vediamo domani col Papillon Man, grazie a tutti, è stato bello. Dai che andiamo a vedere la partita. Andiamo. Dai, giochiamo anche io e te. Prossimo anno giochiamo anche io e te. Delle vecchie glorie di Casa Peiretti. Sì.